Continua la protesta degli agricoltori che oggi hanno manifestato al Bivio Tumarrano a Cammarata. La Regione istituisce l'unità di crisi regionale sull'agricoltura. L'onorevole Iacono del PD insoddisfatta delle risposte del governo sui danni causati dalla peronospera della vite. Un sedicenne accoltellato dalla sorella perché faceva rumore con la PlayStation. La 17enne incensurata denunciata a piede libero. L'onorevole Pullara interviene sull'incendio di Licata alla Omnia. L'ASP assicura i controlli gratuiti per la salute dei cittadini di Licata e del comprensorio, con degli screening gratuiti. Indetto uno sciopero degli avvocati penalisti ad Agrigento per l'assoluta inerzia del Ministero sui problemi evidenziati da diversi mesi. Il procuratore aggiunto di Agrigento ha predisposto la direttissima per i 9 detenuti arrestati per la sommossa dello scorso 2 gennaio. Continuano gli incontri per la settimana della cultura scientifica organizzata dall'Istituto Leonardo di Agrigento. Approvato il nuovo contratto dei lavoratori dei bancari, soddisfazione espressa dalla First CISL. Goal collection realizzati in occasione della 26ª giornata di campionato della Serie D Girone I. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Continuano le proteste degli agricoltori in provincia. Dopo quella di Agrigento e Sciacca, oggi è la volta degli agricoltori del Tumarrano per il riscatto agricolo, il servizio. Trattori agricoltori dei paesi del Vallone e del Monte Sicano si sono riuniti oggi al Bivio Tumarrano per manifestare, visto che da oltre 10 giorni si muovono per rivendicare i loro diritti, avendo già organizzato diverse riunioni e partecipato a scioperi e sit-in di protesta che si sono svolti nella nostra provincia e anche nel comprensorio siciliano. In una nota gli agricoltori scrivono: la manifestazione di oggi è contro le politiche agricole e comunitarie, no al cibo sintetico, si chiede una rivisitazione della PAC, chiediamo un aiuto immediato e urgente per le aziende a causa della forte calamità naturale che stiamo attraversando quest'anno. Chiediamo tutto quello che in questi anni non ci è stato garantito, ma anzi ci è stato tolto. Quello che abbiamo assistito è stato un aumento impressionante dei costi produttivi, il gasolio agricolo, i concimi. A fronte di questo però non c'è stato un aumento del prezzo di vendita dei prodotti, quindi in questi anni gli agricoltori si sono trovati schiacciati da un aumento esorbitante dei costi produttivi, mentre i nostri prodotti vengono regalati, vengono svenduti per favorire le multinazionali e le aziende straniere che importano prodotti meno controllati e malsani nel nostro mercato. Quindi noi chiediamo, anzi pretendiamo che vengano attuate delle misure serie e strutturali che permettano agli agricoltori di non lavorare in perdita, perché questo è quello a cui stiamo assistendo, ossia il fatto che da diversi anni a questa parte gli agricoltori e gli allevatori siciliani si spaccano la schiena, spendono un sacco di soldi senza avere alcuna certezza di poter avere un ritorno economico. Qui si lavora a perdere, è diventato una lotteria, un gioco d'azzardo, e questo non è tollerabile. Non è tollerabile il fatto che le misure che vengono prese dalla Commissione Europea, dallo Stato italiano, stanno portando l'agricoltura e l'allevamento alla morte, che in Sicilia darà a mangiare a centinaia e migliaia di persone. Senza l'agricoltura, senza l'allevamento, cosa dovremmo fare? Dovremmo fare tutte le valigie e andarcene? Non possiamo accettare la morte dell'agricoltura, perché significherebbe la morte della nostra isola. Quindi noi non ci fermeremo. Questo è l'ennesimo presidio, l'ennesimo momento di lotta per gli agricoltori e gli allevatori, che dovrà andare avanti perché non c'è alternativa. L'alternativa è la fame, l'alternativa è la morte, e questo noi non possiamo tollerarlo. Cosa sperate di ottenere con questa protesta? Noi con questa protesta speriamo di ottenere in primis di poterci confrontare con le istituzioni a Palermo, in quanto per far valere i nostri diritti e nel bene di tutti, non solo degli agricoltori ma anche dei consumatori, che rappresentano, diciamo, una categoria molto importante su cui, diciamo, gira l'economia. E oggi qui saremo un centinaio di trattori più le relative famiglie, e tantissime persone scenderanno perché la sentono in prima persona questa lotta, questa battaglia, in quanto l'importazione delle materie che avvengono dagli stati extraeuropei
stanno danneggiando notevolmente quella che è l'economia ed è sotto gli occhi di tutti i consumatori, solo che purtroppo le persone tendono ad acquistare principalmente in base a quello che è il prezzo della materia, del prodotto, della pasta, non considerando che i prodotti che noi produciamo quotidianamente a via di sacrifici giornalieri hanno un valore aggiunto. Purtroppo la globalizzazione ci sta portando alla morte e alla chiusura di centinaia di aziende. Oggi uno dei primi, delle prime cose su cui ci vogliamo soffermare è anche il discorso climatico. Stiamo chiedendo lo stato di calamità naturale. E moltissime aziende hanno seminato o hanno fatto tantissime spese senza sapere se realmente riusciranno con i ricavi a pagare anche, diciamo, i prodotti acquistati. Di conseguenza gli agricoltori, sicuramente sarà questa l'evolversi di questa situazione, si rivolgeranno agli istituti di credito con dei tassi di interesse, dico, non accettabili, 5-6%, quindi automaticamente dobbiamo cercare di fare unione e aiutarci tra di noi. Si è insediata a Palazzo d'Orléans l'unità di crisi regionale sull'agricoltura con l'obiettivo di individuare le strategie di intervento per il superamento delle emergenze che sta vivendo il settore in Sicilia, il servizio. Si è insediata a Palazzo d'Orléans l'unità di crisi regionale sull'agricoltura con l'obiettivo di individuare le strategie di intervento per il superamento delle emergenze che sta vivendo il settore in Sicilia, istituita dal Presidente della Regione siciliana Schifani e presieduta dall'assessore all'agricoltura Luca Sammartino. La task force è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti dell'agricoltura Dario Caltabellotta, delle attività sanitarie l'osservatorio epidemiologico Dasoe Salvatore Requirez, acqua e rifiuti Calogero Giuseppe Burgio, protezione civile Salvo Cocina, oltre al segretario generale dell'autorità di bacino Leonardo Santoro. Alla riunione hanno preso parte anche il capo di gabinetto di Palazzo d'Orléans Salvatore Sammartano e il dirigente del servizio tutela delle acque idriche Antonino Granata. Il Presidente della Regione ha istituito un'unità di crisi insieme ai dipartimenti della nostra Regione per affrontare a fianco degli agricoltori siciliani quella che è un'emergenza, non soltanto più climatica ma un'emergenza anche sociale. Abbiamo affrontato i temi caldi oggi, dal depauperimento delle risorse idriche alla possibilità di aiutare gli agricoltori con i foraggi, ma soprattutto alla intensificazione di quelle che devono essere le procedure affinché subito gli agricoltori e gli allevatori siciliani possano avere degli snellimenti burocratici e soprattutto degli aiuti concreti per sopperire a questa fase delicata. È chiaro che tante delle tematiche che si possono affrontare sono di competenza regionale, alcune altre saranno segnalate al Ministero dell'Agricoltura, al Ministro Lollobrigida, per fare gioco di squadra, ma soprattutto per affrontare quello che oggi è stato un segno di apertura da parte della von der Leyen, quindi della Comunità Europea, su alcune politiche europee che fino ad oggi non hanno tenuto conto della diversità del nostro Paese, ma soprattutto della diversità delle produzioni, soprattutto nelle aree meridionali dell'Italia. Sui danni causati dalla peronospera della vite dal governo nazionale arrivano risposte tardive, risorse insufficienti per fronteggiare la crisi, la chiara dimostrazione di un disinteresse verso le emergenze degli agricoltori siciliani. A dirlo in una nota stampa è la deputata del Partito Democratico onorevole Giovanna Iacono, intervenuta ieri alla Camera in seguito alla risposta del sottosegretario all'agricoltura Molteni a una sua interrogazione risalente allo scorso ottobre relativa appunto alla crisi del comparto vitivinicolo siciliano a causa della peronospera. Dopo mesi, afferma il parlamentare, il governo è capace solo di fornire l'elenco di pochi provvedimenti adottati con risorse economiche palesemente insufficienti per affrontare la crisi causata dagli eventi atmosferici estremi frutto del cambiamento climatico. Secondo le stime, continua la Iacono, la produzione di uva rispetto alla vendemmia precedente è diminuita del 30%, causando danni per oltre 350 milioni. A fronte di questo il governo ha messo a disposizione solo 7 milioni di euro su base nazionale e 25 milioni per 2 anni per la Sicilia.
un solo milione arriverà per ogni anno a una delle province più danneggiate, la nostra Agrigento. Una conferenza stampa si è svolta stamani dai partiti dell'opposizione, presenti Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, l'onorevole Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, Michele Catanzaro del capogruppo del PD all'Ars, hanno fatto un bilancio della situazione del governo Schifani. Conferenza stampa congiunta di Sud Chiama Nord, del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, stamani all'Ars per fare il punto sulla situazione politica regionale, focalizzandosi sull'analisi dei risultati emersi dopo un anno dall'insediamento del presidente Schifani. Sentiamo l'onorevole Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, e Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars. Quello di notificare un foglio di via a questo governo che è il peggiore della storia, avviare un percorso di dialogo col territorio, perché se noi riusciremo a portare avanti, come ne sono convinto, questo dialogo, dovrà nascere un programma unitario che mette da parte le differenze ma crea una visione di Sicilia che sia condivisa con i siciliani, con il territorio, quindi ampiamente discussa, che parta per tempo e che sia riconoscibile come un'unica offerta politica e non come una accozzaglia, una somma di voti, una somma di candidati, una somma di liste, che invece è quello che ha prodotto il governo Schifani. In questo momento sicuramente c'è una disattenzione totale verso la sanità pubblica e questo è purtroppo un qualcosa che investe tutto il territorio siciliano. I morti e i malati non hanno differenza di residenza e in questo momento il popolo siciliano da questo punto di vista è nei guai. Se deve fare un esame, anche un esame salvavita, una TAC, una risonanza magnetica, una mammografia, è costretto o a rivolgersi alla sanità privata oppure a rischiare di morire e noi questo non lo accettiamo e non lo accetteremo mai e sarà sicuramente anche il primo punto che il Movimento 5 Stelle porrà nel creare un dialogo, un programma. Noi vogliamo una sanità pubblica che funzioni. Chi va in ospedale deve trovare le risposte che cerca. Questo è doveroso e soprattutto la reazione che si deve avere al cospetto di un comitato d'affari, l'ho definito così, e tale è che si sta dimostrando in continuazione in ogni segmento della pubblica amministrazione regionale. D'altronde vediamo Schifani cosa fa, cioè non compare mai, si fa le sue trattative con lo Stato e continua a svendere quelle che sono le risorse dei siciliani proprio ai poteri forti, come sta facendo per il ponte sullo Stretto di Messina. Ho detto più volte ai colleghi di 5 Stelle e del PD che bisogna far dimenticare ai siciliani quello che è successo alla vigilia delle elezioni del 2022, le elezioni regionali, che dopo le primarie purtroppo poi hanno litigato e sono andati separati. Questo significa che noi dobbiamo molto tempo prima di questa scadenza dimostrare che abbiamo la capacità di fare amalgama, di fare progetto e far dimenticare anche questi incidenti di percorso che ovviamente minano alla credibilità di ciascuno di noi. Io già ho detto che Luigi Sunseri è bravo, ma non lo dico io, lo dicono i fatti. Per me il mio assessore al bilancio e alla programmazione fondi extraregionali, se sarò io ovviamente il candidato alla presidenza della regione, certamente farò scelte come ho sempre fatto da sindaco con assessori non di facciata ma assessori operai, come dico sempre, operativi. Non si può che dare un giudizio negativo al governo Schifani in continuità con il governo Musumeci. Sono tante le cose che questo governo Schifani immaginava di poter realizzare, però in questo anno non abbiamo visto granché, abbiamo visto forse nei 3-4 strumenti finanziari un avvicendarsi di posizionamenti o qualcosa che arriva nei territori, però pensando non al bene dei siciliani in prospettiva a quello che sono le categorie produttive dove intervenire, ma pensando e concentrandosi forse soprattutto nell'ultima finanziaria a quello che è la campagna elettorale delle prossime europee. Il lavoro che noi vogliamo fare è quello che già stiamo facendo in questi mesi, è un lavoro che ci vede uniti in aula sul confronto dei temi, cercando di partire proprio da questo, facendo una opposizione come la stiamo facendo, non è un'opposizione gridata, è un'opposizione ragionata su quello che è il miglioramento dei temi, cercando proprio di
portare le nostre proposte, lo abbiamo fatto anche in finanziaria. Ci troviamo ad esempio su quello che sono temi come il diritto alla salute, come l'agricoltura, quindi siamo qui proprio ragionando e partendo dall'aula sui temi. Infastidita dal rumore provocato dal fratello che stava giocando alla PlayStation mentre lei studiava, lo ha accoltellato con un coltello da cucina alla schiena. È accaduto recentemente a Favara. Un 17enne ha colpito con un fendente il fratello di 16 anni. La lama si è conficcata tra il cuore e il polmone. Il minorenne, lanciato l'allarme, è stato immediatamente trasferito all'ospedale di Agrigento. Le sue condizioni sono critiche. Secondo una prima ricostruzione, alla base della lite tra i due fratelli ci sarebbe stato il rumore provocato dal più piccolo durante una partita alla PlayStation. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Favara. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo d'inchiesta per il reato di tentato omicidio. La 17enne incensurata è stata denunciata a piede libero. E l'onorevole Carmelo Pace della Democrazia Cristiana interviene sulla grave situazione del dopo incendio che si è verificato a Licata nel deposito di rifiuti della Omnia in contrada Bugiades. Bisogna effettuare uno screening pneumologico nonché ematologico da ripetere a distanza di 6 mesi per 2 anni a tutta la popolazione che vorrà aderire, ovviamente a cura dell'ASP, per tutelare la salute dei cittadini, il servizio. L'onorevole Carmelo Pullara interviene sulla grave situazione del dopo incendio che si è verificato a Licata nel deposito di rifiuti della Omnia in contrada Bugiates. Pullara scrive: da oltre un anno ho deciso di mantenere un profilo più basso e mediaticamente meno presente, direi quasi nullo. Al contempo ho ridotto la mia presenza politica personale sul territorio licatese, chiedendo ai miei amici impegnati in prima linea e non di condividere con me una scelta politica di coerenza. L'adesione alla nuova Democrazia Cristiana del presidente Cuffaro, sì coerente perché da sempre la moderazione è il mio modus operandi. Da ultimo, infatti, mi sono candidato e prima ho aderito a un progetto politico che si presentava moderato e di centro. Quindi mi sono limitato ad osservare onestamente ciò che vedo, non solo non mi convince ma non mi piace. Al di là della politica in sé o delle cariche di partito ricoperte o istituzionali c'è la vita quotidiana tra la gente. Al di là dei miei limiti fisici, continua Pullara, c'è un sentire che va oltre. Tutto questo per dire che volevo non parlare solo eventualmente a richiesta, sussurrare, ma vedo che le cose non andare bene, anzi peggio, quindi è più forte di me. Ciò che è accaduto a Licata, mi riferisco all'incendio nel deposito di ingombranti e conseguentemente ciò che si è detto, o meglio non detto o raffrontato con gli allarmanti dati ARPA dell'inverosimile, al di là del sì poteva fare o del cosa si è fatto, per cui ci sarà tempo, c'è una situazione e occorre affrontarla. Suggerisco, continua la nota stampa Pullara, quali massime autorità sanitarie delle rispettive comunità, al sindaco di Licata e al suo assessore alla salute, al pari dei sindaci di Palma di Montechiaro, Ravanusa, Campobello di Licata, Butera, quali capi della salute dei cittadini, di chiedere al presidente Schifani, sicuramente sensibile, di interessare gli assessorati alla salute, al territorio e ambiente congiuntamente al Dipartimento della Protezione Civile al fine di delegare l'ASP di Agrigento con risorse aggiuntive anche tramite strutture private uno screening pneumologico nonché ematologico di ripetere a distanza di 6 mesi per 2 anni a tutta la popolazione che vorrà aderire. Non c'è polemica, non c'è politica, non c'è partito o faziosità in ciò che dico. C'è solo un suggerimento inteso come interessare per il generale e non per il particolare, o meglio, non solo. Tutto ciò ovviamente senza distogliere l'attenzione verso gli indennizzi agli agricoltori o altre azioni di risarcimento o rivalsa. Concludo, scrive Pullara, con un aneddoto che ho sempre ripetuto. Quando ci si incontrano per strada e l'uno chiede all'altro come va, l'altro risponderà: importante che abbiamo la salute e tutto va bene, ovvero con i problemi di salute proprio o dei propri cari. I penalisti agrigentini si fermano per 3 giorni per scioperare contro l'assoluta inerzia
dell'esecutivo e del Ministero della Giustizia rispetto alle questioni sollevate da mesi. La Camera Penale di Agrigento Giuseppe Grillo, presieduta dall'avvocato Angelo Nicotra, aderisce dunque allo sciopero nazionale. Gli avvocati penalisti si fermeranno fino a venerdì e fino alla prossima settimana, così come previsto dal codice di autoregolamentazione degli scioperi, si celebreranno soltanto le udienze con i detenuti. Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella ha disposto la direttissima per i 9 detenuti arrestati lo scorso 2 gennaio per la sommossa del carcere di Lorenzo, dove presero possesso di un'ala del penitenziario protestando contro il freddo nelle celle e le condizioni generali ritenute indecorose e ferendo un agente di polizia penitenziaria per strappargli le chiavi dei cancelli d'ingresso. L'olio bollente con il quale sono stati minacciati gli agenti penitenziari è stato ritenuto un'arma impropria. Questa aggravante farebbe così lievitare la pena in caso di condanna a 15 anni di reclusione. La protesta, quando all'esterno le forze dell'ordine in tenuta antisommossa erano pronte all'intervento, è rientrata pacificamente grazie all'opera di mediazione della polizia penitenziaria. Posso pensare tutte cose, diceva che la maniera vicina una festa fai con il Borsellino. La maniera vicina alla prestazione fai con il Borsellino. È un macione, cioè, perché da sono una tecnica in cui non ti dà la scena. È speciale questa squadra. C'è chi ha parlato di un super di questa squadra. Il pizzo sarebbe stato imposto a tappeto, ma a Brancaccio commercianti e imprenditori si sarebbero ben guardati dal denunciare le richieste estorsive e sarebbero arrivati a negare persino l'evidenza quando, convocati dalla squadra mobile e messi di fronte alle intercettazioni, avrebbero escluso categoricamente di aver mai dato un soldo agli emissari di Cosa Nostra o chiesto loro favori, come il recupero, per esempio, di merce rubata o addirittura di evitare l'apertura di attività commerciali concorrenti. Un quadro desolante emerso nel 2021 a seguito di 2 operazioni antimafia messe a segno nel quartiere che adesso fa finire sul banco degli imputati proprio le presunte vittime, consenzienti però. Per 31 persone titolari di negozi e aziende, la procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio e alla fine di marzo dovranno presentarsi davanti al GUP Stefania Brambille per l'udienza preliminare. I sostituti procuratori Bruno Brucoli e Francesca Mazzocco, che hanno coordinato l'inchiesta, contestano a tutti il reato di favoreggiamento personale, in alcuni casi con la recidiva. Nello specifico gli imputati sarebbero Giampiero Cannella, amministratore della 3D SRL, che ha negato di aver pagato il pizzo a 2 esattori del clan già condannati, Maurizio Di Fede e Rosario Montalbano. Stessa accusa per Giulio Matranga, gestore della macelleria La Fantasia della Carne, Giuseppe Airò, titolare di Animal Shopping, Paolo Vaccarella, titolare del Paolo Bar, Giovanni Visconti, amministratore fino al gennaio 2020 della Nuova Racing Metalli SRL, Maria Prestigiacomo, titolare della pizzeria Al Galeone, Rosario Messina, titolare del Bar Tabacchi Messina, Fabrizio Ruta, titolare dell'officina di riparazione gomme AF Gomme, Rosario Carmelo Fulvo dell'officina omonima, Cristiano Onofrio Biancucci, imputati anche Alessandro Tinnirello, titolare di una polleria omonima, oltre che a Di Fede a Montalbano avrebbe protetto anche Ludovico Castelli negando richieste estorsive, Ignazio Marciante, amministratore della Trinacria Gas, che avrebbe negato non solo l'imposizione del pizzo ma anche di aver sollecitato l'intervento di qualcuno per impedire l'apertura di un'attività concorrente, proteggendo così Di Fede, Montalbano, ma anche Angelo Vitrano, Giovanni Di Lisciandro e Stefano Nolano, Antonino e Girolamo Giacalone della Giacalone Mobili avrebbero negato di aver pagato il pizzo a Di Fede, Montalbano, ma pure a Giuseppe Orilia, Angelo Vitrano, Stefano Nolano e Giovanni Di Lisciandro. Antonio Pellegrino, titolare di una ditta che gestisce invece un negozio di accessori auto, la Autoricambi Express, avrebbe negato le richieste estorsive di Di Fede e Montalbano, ma anche di essersi rivolta a qualcuno per individuare gli autori di un furto subito. Salvatore Giardina, titolare di un panificio in via Messina Marine, avrebbe
avrebbe invece negato l'estorsione che sarebbe stata perpetrata da Di Fede, Vitrano, Di Lisciandro e Nolano. Sul banco degli imputati anche Francesco Sparacello, titolare dell'omonima macelleria, che avrebbe negato di essere stato taglieggiato da Di Fede, e Onofrio Claudio Palma. Vincenzo Sinagra, socio unico e amministratore della Eurocasa Sinagra SRL, avrebbe smentito la richiesta di pizzo di Di Fede, Vitrano, Nolano, Montalbano e Raffaele Favaloro. Giacomo Pampillogna, titolare di una rivendita abusiva di carni e frattaglie, ha invece negato di aver ricevuto richieste di denaro da Di Fede, Palma e Gucciardi. Mercurio Sardina e Tommaso Calabria, rispettivamente gestori del Barambra prima e dopo il dicembre 2019, avrebbero negato le richieste estorsive di Girolamo detto Johnny, Celesi e Antonino Lauricella. E infine Pietro Emanuele Binario, titolare del bar dei Paletti, che avrebbe negato le richieste di soldi di Celesia e Gaspare Sanseverino. Apprendiamo questi dettagli dai colleghi di Palermo Today. L'onorevole Enrica Mazzetti di Forza Italia, venuta ad Agrigento in occasione del congresso provinciale del partito, ha presentato un disegno di legge sulle isole minori. La parlamentare azzurra, componente dell'8ª Commissione Ambiente della Camera, afferma che l'Italia deve dotarsi di una legge concreta sulle isole minori, il servizio. L'onorevole Enrica Mazzetti di Forza Italia, venuta ad Agrigento in occasione del congresso di Forza Italia che si è svolto recentemente, ha presentato un disegno di legge sulle isole minori. La parlamentare azzurra, componente dell'8ª Commissione Ambiente, afferma che l'Italia deve dotarsi di una legge concreta sulle isole minori perché la nostra Italia sono composte da 35 comuni del territorio di 7 regioni e vi abitano circa 200.000 persone che ci chiedono a gran voce, afferma la Mazzetti, di intervenire per rispondere ai problemi urgenti come lo spopolamento, l'immigrazione e creare una dotazione organica adeguata, ma non solo. Nella proposta di legge della parlamentare azzurra si chiede di favorire la promozione in Italia e all'estero del marchio delle isole minori, già istituito dall'Associazione Nazionale dei Comuni, l'ANCIM, al fine di tutelare e valorizzare i prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola, al fine di armonizzare le politiche e di verificare il raggiungimento degli obiettivi. L'onorevole Mazzetti ha proposto l'istituzione di un comitato istituzionale per le isole minori, composto da rappresentanti dei territori, visto che le imprese sono fondamentali per lo sviluppo di una comunità e di un territorio. Prosegue la parlamentare: ho previsto la possibilità per le imprese che abbiano o stabiliscono la propria sede legale e operativa di stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato contratto speciale per le isole minori di durata triennale, che riconosce uno sgravio contributivo del 100% purché impiegano il lavoro per 8 mesi per ognuna delle 3 annualità. Nel testo si propone inoltre di effettuare una ricognizione infrastrutturale volta a definire gli interventi risolutivi necessari. Massima attenzione infine è data alle risorse idriche, prevedendo anche la realizzazione di dissalatori. Sono proposte che impatteranno positivamente sulla vita delle comunità isolane, conclude l'onorevole Mazzetti. Continuano gli incontri previsti nel calendario della settimana della cultura scientifica organizzati dall'Istituto Leonardo di Agrigento. Oggi appuntamento con la docente universitaria di informatica Maria Fazio. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi qui ad Agrigento per parlare e dialogare con i ragazzi dell'Istituto Leonardo nella settimana della cultura scientifica. Ecco, si parlerà ovviamente di informatica per relazionarsi anche con ciò che è l'evoluzione dei nostri tempi. Sì, assolutamente, l'informatica è un ramo in cui bisogna sempre andare a capire che cosa è necessario perché le aziende hanno bisogno di soddisfare esigenze che cambiano nel tempo. Compito nostro come docenti universitari è capire quali sono le tecnologie emergenti e quelle che dobbiamo trasferire, fare conoscere ai nostri studenti. Non per niente oggi parleremo di intelligenza artificiale e quello che sta succedendo nelle nuove figure professionali che prevedono questo tipo di tecnologia. Ecco, c'è una forte richiesta in questo senso, no?
Sì, c'è una forte richiesta, ma soprattutto quello che vorrei oggi fare capire agli studenti è che il mondo del lavoro sta cambiando e loro dovrebbero capire quali sono le nuove figure professionali e come in qualche modo devono fare delle scelte per non rimanere indietro o non rimanere fuori dal mondo del lavoro. L'iniziativa si inquadra nella settimana delle iniziative STEM che il Ministero ha introdotto? Sì, assolutamente, perché effettivamente la promozione delle discipline STEM è di interesse in diversi ambiti, sia nelle aziende pubbliche sia nelle aziende private, quindi un coinvolgimento degli studenti è importante e soprattutto una consapevolezza, specialmente delle figure femminili che nonostante siano ovviamente adeguate a ricoprire certi ruoli professionali, ancora hanno delle reticenze, dei pregiudizi, per cui entrano nel mondo tecnologico con grande difficoltà. Noi vorremmo anche promuovere questa libertà di affrontare percorsi professionali indipendentemente dal genere. Il Sud è preparato in questo rispetto al Nord o siamo ancora indietro? Diciamo che l'Italia forse non è preparata, proverò a fare un'analisi anche a livello europeo, perché tra l'altro noi riceviamo direttive anche dall'Unione Europea, anche in termini di quali sono le esigenze professionali. In particolare il mondo informatico non è confinato a uno Stato, è un tipo di disciplina che ha applicazione nel mondo, per cui l'importante non è tanto fare un confronto nord e sud, ma Italia con Europa e Europa con l'America. È una giornata dedicata ai giovani. I giovani partecipano alla vita attiva democratica dell'Unione Europea attraverso la conoscenza dei ruoli delle istituzioni europee, il processo storico di costituzione dell'Europa, ruoli delle istituzioni europee, di come incide nella nostra vita quotidiana la legislazione europea con riguardo ai programmi di mobilità, per esempio di Erasmus+, ai valori e ai principi di partecipazione attiva democratica con l'Università di Amsterdam, ai valori sul Corpo Europeo di Solidarietà, ai valori della mobilità, della progettazione Erasmus. I ragazzi sono i ragazzi di terzo, quarto e quinto anno, soprattutto i ragazzi di quinto anno dell'Istituto Calvino Amico di Trapani. Gli europei del domani, la giornata è dedicata proprio alla consapevolezza sul valore del voto alle elezioni europee del Parlamento che si terranno a giugno 2024. È importante che i ragazzi conoscano le istituzioni europee per capire quanto è importante andare al voto in questo momento così difficile a livello internazionale, in cui avere consapevolezza sul rafforzamento dei poteri in Europa diventa sempre più importante. Insomma, andiamo in Europa, rappresentanti parcheggiati, vanno a farsi 5 anni di gita turistica, non è così, tutto è lì, il fulcro è lì. Il fulcro è rendersi conto, essere consapevoli che oggi il Parlamento europeo, la partecipazione attiva, democratica, è un dovere di ogni cittadino europeo, non è solo un diritto, è un dovere partecipare ed è un dovere proprio perché ciascuno di noi deve essere consapevole del fatto che tutta la legislazione europea oggi impatta sempre di più nel quotidiano, nella nostra vita quotidiana, quindi conoscere le istituzioni e sapere che attraverso il voto possiamo incidere nelle scelte del futuro diventa sempre più importante. Ecco perché oggi parliamo con i giovani. Passiamo ora la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Ad Agrigento i bancari approvano il nuovo contratto di lavoro. Dopo la firma dello scorso 23 novembre del nuovo contratto collettivo tra le organizzazioni sindacali e l'ABI, le lavoratrici e i lavoratori di Agrigento sono stati chiamati a pronunciarsi sull'accordo che l'Assemblea unitaria convocata al Dioscuri by Palace di Agrigento da Fabi, First Cisl, Fisac CGL ha approvato all'unanimità il nuovo contratto nazionale del lavoro che oltre agli aspetti economici incorpora vari fattori migliorativi. Si va dal fondo per l'occupazione alla formazione, dalla salvaguardia dei diritti sociali alla riduzione dell'orario di lavoro, alla cabina di regia, al welfare. Soddisfatti dell'esito della trattativa, afferma il segretario territoriale della First Cisl di Agrigento, Caltanissette Denna, Antonio Alessandro. È una storia sulla quale vogliamo tornare, perché Attilio Manca fu trovato morto nella sua casa di Viterbo alle 11 di mattina del 12 febbraio 2004.
Nel suo polso sinistro furono trovati 2 fori, mentre sul pavimento fu individuata una siringa. Secondo l'inchiesta effettuata subito dopo il ritrovamento del cadavere, si sarebbe trattato di suicidio, ma la ricostruzione fu contestata dai genitori. Attilio Manca era mancino. Inoltre, le siringhe ritrovate non riportarono alcuna impronta digitale di quel medico brillante che di certo non si sarebbe preoccupato di indossare dei guanti o ripulire gli strumenti se intenzionato a togliersi la vita. La relazione finale del 2022 della Commissione Antimafia sostiene, a supporto di questa tesi, che la morte di Attilio Manca è legata a probabili contatti avuti con Bernardo Provenzano. Nel gennaio 2005 furono pubblicate le intercettazioni ambientali di un dialogo tra 2 fedelissimi di Provenzano, il boss di Villa Abate, Nicola Mandalà, e Francesco Pastoia, capomafia di Belmonte Mezzagno, nel quale quest'ultimo parlava del viaggio del boss corleonese a Marsiglia nel 2003 per un intervento chirurgico alla prostata e faceva riferimento ad un dottore che sarebbe andato a trovare Provenzano nel suo rifugio segreto. Il 28 gennaio 2005 Pastoia fu ritrovato impiccato nella sua cella. Secondo la successiva inchiesta dei magistrati, cui contribuirono i collaboratori di giustizia Mario Cusimano e Francesco Campanella, Provenzano sarebbe stato operato alla prostata da un'equipe composta da Philip Bernaud e dagli specialisti Breton e Bonin. Durante questo viaggio, secondo la ricostruzione dei genitori di Manca, l'urologo sarebbe entrato proprio in contatto con il capomafia. Il brillante medico sarebbe stato contattato dalla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto per unirsi all'equipe di Bernaud durante l'intervento a Provenzano. Questa versione tuttavia è stata rifiutata dal procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Il legale della famiglia, l'avvocato Repici, il 17 giugno 2009 ha dichiarato che le indagini svolte dalla procura di Viterbo sarebbero state lacunose. La famiglia si affida all'avvocato Antonio Ingroia. Siamo a febbraio 2014. A sostegno delle tesi alternative a quella del suicidio, il sito del programma televisivo Servizio Pubblico mostra in anteprima assoluta le immagini del corpo senza vita del dottor Manca, da cui risultano alcuni segni di una possibile colluttazione. E così, nell'ottobre successivo, il pentito Carmelo D'Amico, ex capo dell'ala militare di Cosa Nostra barcellonese, rivela che poco dopo la morte di Manca aveva parlato con Salvatore Rugolo, mandante dell'omicidio di Beppa Alfano, che era infuriato con Rosario Cattafi, capo della famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto, perché riteneva quest'ultimo responsabile dell'omicidio di Attilio Manca. Cattafi avrebbe chiesto a Manca di operare Provenzano in seguito alle sollecitazioni di un soggetto non precisato appartenente ai carabinieri o ai servizi segreti. Nel 2018 alcuni parlamentari pentastellati presentano una relazione di minoranza alla commissione parlamentare antimafia guidata da Rosi Bindi, nella quale si sosteneva l'inconsistenza dell'ipotesi della morte causata dall'uso di droghe, rafforzata dalle clamorose rivelazioni dell'avvocato di Monica Mileti, il quale ha ammesso che la procura di Viterbo e il PM Petroselli hanno fatto pressioni sulla sua cliente, costringendola a confessare di aver dato della droga al medico. Nel 2022 è stata resa nota una intercettazione risalente al 2003, nella quale alcuni favoreggiatori di Provenzano parlano della necessità di punire un dottore per aver rigettato una richiesta importante, ossia quella di operare Provenzano. Nel settembre 2022 la commissione parlamentare antimafia presieduta da Morra approva all'unanimità una relazione presentata dalle deputate Pieraiello e Stefania Ascari, in cui si afferma che la morte di Attilio sia imputabile ad un omicidio di mafia e che l'associazione mafiosa che ne ha preso parte sia da individuarsi in quella facente capo alla famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto. Ora lo sport, vi proponiamo una goal collection delle reti realizzate nella scorsa domenica nel campionato di Serie D Girone I, realizzata da Wisport.
7 gol, 7 punti di vantaggio. Il Trapani opera a lungo, lo fa strapazzando il Canicattì per 7-0, a segno tra le file Granata, Bollino e Marigosu nel primo tempo. Nella ripresa pioggia di gol con le reti di Cocco e le doppiette di Samaché e Balla. Massimo vantaggio del Trapani in fuga solitaria, complice anche il riposo osservato dal Siracusa. Consolida la terza posizione la Vibonese, che batte l'Acragas con la firma sul finire di primo tempo da parte di Castillo. Ricca di gol la sfida tra Licata e Reggio Calabria, gialloblu avanti di 2 gol con la premiata di Tammina, Cori, Saito, Amaranto, che accorciano le distanze con Bolzicco e la ribaltano con l'incornata vincente di Perri e la rasoiata di Lica, complice anche una deviazione terminata all'angolino. Prosegue l'ottimo momento di forma del Città di Sant'Agata, ufficialmente in top 5 con il successo per 3-0 sulla San Cataldese, conto chiuso nel primo tempo con i sigilli di Saverino, Mincica e Alagna. Scivolato a ridosso della zona playoff, il Real Casalnuovo alza la testa a Castrovillari con le reti entrambe nel primo tempo di Sosa e Sarno. Esterni anche i successi di Acireale, Nuova IG Virtus, Granata che passano a Portici con la rete di Zuppel, di misura anche la vittoria della Nuova IG Virtus sul campo della Gioiese firmata Ordonez. Minimo scarto, massima resa anche per il Ragusa che batte il Locri, decisiva la zampata nell'area piccola di Cardinale. Termina qui la nostra goal collection, 21 gol nelle 8 partite giocate. Il campionato di Serie D va in pausa perché c'è il Viareggio Cup. Tra le protagoniste anche la rappresentativa di Serie D guidata da mister Giuliano Giannichedda, che affronterà gli spagnoli dello Jóvenes Promesas, l'Avellino e i nigeriani del Mavolon. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.